Subito dopo l'invasione da parte della Russia sono scattati per l'agricoltura aumenti a doppia cifra dei costi di produzione, in particolare per carburanti, combustibili, fertilizzanti, sementi, piantine, prodotti fitosanitari e mangimi. Su tutti l'aumento del prezzo dell'energia è il principale fattore scatenante l'inflazione. I comparti più a rischio in questo periodo sono da un lato la zootecnia con l'aumento del costo dei mangimi e dall'altro lato tutto il settore cerealicolo, florovivaistico e orticolo. Fertilizzanti più 170%, mangimi più 90%, gasolio agricolo più 129%. Previsti aumenti dei costi delle sementi e delle piantine pari al 90%. Il settore primario è sempre più strategico, il nostro comparto ha necessità di sopravvivere e di mantenere il presidio del territorio e quindi chiediamo al governo interventi immediati per quanto riguarda da un lato i costi, più 170% dei fertilizzanti, e dall'altro lato per garantire il prezzo di vendita finale. Anche i proprietari agricoli che si appoggiano a terzisti per la coltivazione dei loro terreni vedranno aumentare le spese correnti ai massimi storici, in media del 56%. Per l'agricoltura padovana e veneta un anno sempre più difficile e costoso, con l'aggiunta della carenza d'acqua per irrigare e quella dal cielo che scende in modo violento e riesce ad annientare le coltivazioni e i prodotti.